programma è offerto Buonasera da Daniele Emanueli e benvenuti alla 21esima puntata di stagione di calcio di rigore. In Serie D girone F il Cesena si impone per 3-0 contro il Sant'Arcangelo. Il Matelli che invece ottiene il successo in esterna sul difficile campo dell'Avezzano laddove lo scorso anno perse punti promozione. Per quanto riguarda l'eccellenza regionale è andato a favore della Virtus Castelfranco, lo scontro diretto tra la seconda della classe e la prima, 6-2 il risultato finale contro l'Alfonsine. Invece per quanto riguarda la nostra zona la Fierizione si aggiudica il derby contro la Giovane Cattolica. Per quanto riguarda la promozione, il Ronco Edelweiss ottiene il successo in esterna per 4-1 sul campo del Reno, cade clamorosamente il Del Duca sul campo dell'Igia Marina per 2-0. In prima categoria girone H, ribaltamento della situazione per quanto riguarda le prime due della classe, il Granata supera e va al comando, supera il Verrucchio perde clamorosamente in casa del Sala, si avvicina alle prime due della classe il Riccione che si impone per 4-1 contro il Bellaria. Per quanto riguarda la promozione marchigiana, cade dopo 5 risultati utili consecutivi Gabice Gardara contro la penultima della classe Villa Musone. Questa sera vedremo tutti questi servizi delle squadre che seguiamo con particolare attenzione, ma prima di iniziare vado a ricordare il numero per interagire con noi, il 333 60 94 299, ci aiuta in questo momento Stefano Papini dalla regia che salutiamo questa sera insieme ad Eugenio Angeli, numero valido per la messaggistica tradizionale ma anche per WhatsApp. Andiamo a presentare gli ospiti di questa serata, ritroviamo alla mia sinistra l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Prima volta nei nostri studi per quanto riguarda il centrocampista del Pietracuta, Mattia Alessandrini. Ciao, buonasera. Buonasera a te, lo ritroviamo a distanza di qualche anno, prima scherzavamo, circa 3 se non erro, ovvero l'allenatore del Murata, Massimo Bobo Gori. Buonasera. Buonasera a te e infine salutiamo prima volta nei nostri studi, correggimi se sbaglio, il difensore del Verrucchio Gianluca Colonna. Sì, ciao, buonasera. Partirei da te molto velocemente, questa sconfitta di ieri contro il Sala, come la giustifichiamo? Beh, innanzitutto devo fare i complimenti al Sala che ha disputato una grande partita, sia sotto il punto di vista offensivo che difensivo. Da parte nostra sicuramente potevamo fare di più, nel senso che potevamo sfruttare al meglio tutto il lavoro che abbiamo costruito fino ad arrivare in porta. Però sinceramente a me e ai miei compagni ho poco da recriminare personalmente, perché penso che abbiamo dato tutto, come tutte le altre partite del resto. Fino adesso diciamo il nostro impegno ci ha premiato, però questa domenica è arrivata la sconfitta, che è la seconda di tutto il campionato. Io non mi faccio abbattere come i miei compagni, il mio allenatore e la nostra società, diciamo. Per questo siamo... colgo il tuo assist per fare i complimenti ovviamente al grandissimo campionato, a tutta la dirigenza e il club del Verrucchio, davvero un bellissimo campionato quello che state facendo. Allora andiamo a ritrovare un amico a distanza di qualche anno, adesso sei finito nella Repubblica di San Marino, allora come ti stai trovando innanzitutto alla guida del Murata? Beh, molto bene, diciamo. Cambia un po' il calcio a livello tattico da quello che ho potuto vedere? No, a livello tattico, a livello di qualità è cresciuto molto il campionato e penso che dopo quest'anno che hanno cavato 5 sammarinesi invece di 7 ne hanno messi 2, c'è più diciamo competizione, sia sotto l'aspetto dei giocatori che vengono su e sia sotto l'aspetto degli allenatori che vengono su. Le ambizioni della tua squadra, Bobo, per questa stagione? Le ambizioni le abbiamo già centrate, siamo nel Q1, che dove tu sai, era impossibile, stiamo lottando per andare nei playoff. Cosa bellissima. È una squadra molto, molto giovane, molto contenuta sotto l'aspetto economico
stiamo facendo molto bene, perciò poi se andiamo nei playoff è un sogno. E anche a te, infatti, ai tuoi ragazzi devo fare i complimenti questa sera in diretta. Per quanto riguarda te, Mattia, ieri questa sconfitta con tante recrimini in casa contro i russi, era già successo di tutto all'andata con 3 rigori, credo, non fischiati al bomber Fratti. Ieri più o meno una partita simile. Più o meno una partita simile, però sapevamo che i russi veniva a giocarsi la partita perché comunque aveva preso 6 gol dal Ronco e quindi niente, noi ci siamo trovati una formazione che era davanti a noi tosta e siamo partiti meglio noi. E poi invece abbiamo subito il gol e siamo andati in vantaggio numerico e secondo me a livello mentale ci siamo un attimo spenti e quindi non siamo riusciti a raggiungere, abbiamo fatto il loro gioco, e abbiamo spallonato, in gergo calcistico, invece di magari allargare il gioco per prenderli più dalle fasce, a cercare meglio l'azione per trovare il gol. E dopo tra poco infatti vedremo proprio il servizio che riguarda la vostra gara. Giacomo, allora io ti farei vedere prima i servizi, perché adesso andiamo a parlare di Serie D girone F, c'è stato un gesto di fair play per quanto riguarda appunto questo girone, ne parleremo. Una partita anche molto importante e sentita. E sentita, dopo te la faccio commentare perché ti faccio vedere più i servizi, ma partiamo con ordine, andiamo a vedere tramite il nostro Stefano Papini risultati e classifiche proprio del girone F che vede da vicino impegnato il Cesena. Eccoli qui, Real Giulianova Forlì 2-2, Olimpia Agnonese Francavilla 1-1, Città di Campobasso Isernia 3-0, Vastese Jesina 0-2, Avezzano Matelica 0-1, Monte Giorgio Recanatese 0-0, San Nicolò Notaresco San Maurice 3-2, Castelfidardo San Giustese 1-1, Cesena, Sant'Arcangelo 3-0, Pineto, Savignanese 2-1. Non una giornata particolarmente felice per quanto riguarda le squadre impegnate in trasferta. Andiamo a vedere la classifica, il Cesena comanda quota 63, Matelica 55, San Nicolò Notaresco 44, San Giustese 41, Recanatese, Pineto 40, Francavilla 38, Monte Giorgio 37, Città di Campobasso e San Maurice 35, Savignanese, Jesina 31, Real Giulianova 30, Vastese 28, Forlì 26, Agnonese, Isernia, Avezzano 24, Sant'Arcangelo 22, Castelfidardo 15 punti. Entriamo in studio, io direi di andare a vedere il primo contributo filmato di questa serata che riguarda tutti i gol delle squadre romagnole impegnate nel girone F di Serie D e una particolare finestra sul derby molisano che ha visto un gesto di fair play, di derby ovviamente tra Campobasso e Isernia. Il servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. 26esimo turno di Serie D ricco di ben 25 reti, frutto di 4 vittorie interne, 2 vittorie esterne e 4 pareggi, di cui solo 1 a reti bianche. Tutto facile al Manuzzi per il Cesena che liquida il Sant'Arcangelo con un sonoro 3-0. Campagna apre le marcature con uno scavetto già dopo soli 60 secondi di gioco. Il raddoppio è a cura di Tortori al minuto 10 con tanto di dedica alla moglie e al figlio. Chiude il match al 55esimo della ripresa Fortunato con una bella spaccata. 5 reti tra San Nicolò Notaresco e San Maurese, ospiti che passano con un calcio piazzato di Scarponi sporcato dalla barriera avversaria. Pareggio del San Nicolò nella ripresa a cura di Marcelli. Minella tra il 58esimo e l'88esimo regola gli avversari trovando prima una deviazione vincente al centro dell'area di rigore ed infine il tris con un tiro indirizzato all'incrocio dei pali. Per la San Maurese Enrico al 92esimo sempre da calcio piazzato accorcia le distanze. Il Giulianova impatti in casa con i Forlì, Di Paolo porta i vantaggi giallorossi, poi si scatena Bomber Ambrosini. L'ex Rimini Sant'Arcangelo finalizza nel migliore dei modi le 2 occasioni presentate all'energia di 120 secondi, ribaltando la situazione, ma Di Paolo, che non vuole essere da meno del forlivese, trova il pari a 4 dalla fine. 2-2 il finale. Il Pineto si impone in casa sulla Savignanese, Esposito sporca sotto misura il pallone vincente per il vantaggio abruzzese, pari ospite che perviene nella ripresa direttamente dagli 11 metri con Longobardi.
Icardi, nuovo sorpasso con Pomante, bravo di testa di insaccare la sfera alle spalle dell'estremo ospite. 2-1 il finale. Chiudiamo con un episodio di fair play nel derby mollisciano tra Campobasso e Isernia. Vi raccontiamo l'episodio. L'arbitro aveva scelto di non dare ascolto al suo assistente che aveva alzato la bandierina e segnalato un fallo laterale per il Lupo. Il disattento Marchetti, pensando che il gioco fosse fermo, ha letteralmente agguantato il pallone. Fallo di mano in aria e rigore. L'errore è del difensore del Campobasso. Una situazione limpida e paradossale al tempo stesso, e così dopo le proteste un conciliabolo tra i giocatori, dove non è stato assolutamente interpellato il tecnico Silva, ha prevalso la voglia di ristabilire la giustizia. Una scelta magari opinabile, ma che di certo non può determinare l'apertura di un processo ai danni del protagonista, ovvero l'ex di turno ma anche originario di Campobasso, il centrocampista Pentro Alberto Fazio. Rigore messo volontariamente a lato con tanto di divisione nella tifoseria bianco-celeste. Un derby è sempre un derby, un'occasione è sempre un'occasione, il rigore non va mai regalato e buttato al vento. Un minimo di supporters Pentri applaudono l'iniziativa del centrocampista, però la scelta andava condivisa con l'allenatore e con la società. Ecco qui, allora Giacomo, innanzitutto ho voluto far vedere questo gesto perché è stato molto criticato, visto che si trattava di un derby, ovvero... Visto che il risultato era 0-0. Era solo 0-0. Era molto importante. Quindi una squadra che deve lottare per la salvezza, se ricordiamo quintultimo posto in classifica, avrebbe potuto segnare direttamente agli 11 metri, avrebbe potuto cambiare la partita in suo favore, invece è stato fatto quel gesto lì. Tu l'avresti fatto da protagonista in campo, sì o no? Molto difficile da dire, perché bisogna vedere come si sente la partita. In quel momento 0-0, un derby, e avere un'occasione simile bisogna avere veramente coraggio. Adesso io non so se è stata condivisa con allenatore o no, infatti dopo... Forse questo è un piccolo errore, nel senso che forse andava condivisa con chi stava in panchina, almeno a capire il pensiero quale fosse di tutta la squadra. Però è un grande gesto di fair play che in pochi penso che l'avrebbero fatto. Bobo, tu da allenatore, se i tuoi giocatori, come in questo caso, decidono in campo di tirare appositamente quel rigore fuori senza interpellarti, tu ti arrabbieresti? Beh, innanzitutto questo è un errore tecnico fatto tra la comunicazione guardalinee e arbitro. Sì. Per cui la squadra Isernia in quel caso non aveva nessun tipo di difficoltà di battere un calcio di rigore. Poi è una dinamica difficile, sicuramente non è che tu hai creato una situazione, la tua squadra l'ha creata la terna arbitrale, per cui se calciava il calcio di rigore che faceva gol era tutto normale. Ma il problema non viene oggi dove tu dici ha fatto un gesto importante, è vero, non so se è importante, però sicuramente a fine anno bisogna vedere se questi punti possono pesare sulla classifica. Allora dopo vediamo se è stato un gesto importante. Ma non è un errore, ti ripeto, un errore arbitrale di comunicazione, tra le due comunicazioni, per cui ci poteva anche stare che lui poteva anche calciare il calcio di rigore. Ci sta, infatti. Gianluca Colonna è uno dei migliori difensori della prima categoria, lo ha dimostrato in più di un'occasione, forza Verù. Ci arrivano anche i complimenti per te Gianluca, ti amano già da casa. Andiamo a vedere il prossimo turno, così adesso iniziamo subito a parlare poi di calcio locale con l'eccellenza. Vai Stefano con la grafica, grazie. San Maurese Avezzano, Francavilla Castelfidardo, Savignanese Città di Campobasso, Sant'Arcangelo Monte Giorgio, Matelli Cagnonese, Jesina Pineto, Forlì Cesena, quindi bellissimo match derby, San Giustese Real Giulianova, Isernia San Nicolò Notaresco, Recanatese Vastese. Ricordiamo che si gioca mercoledì, quindi nel turno infrasettimanale. Ebbene, adesso ci spostiamo in eccellenza romagnola. Dicevo prima che la Virtus Castelfranco si è giudicato il super match della giornata contro la capolista Alfonsina, ha riaperto i giochi dopo aver steccato nelle ultime 2 giornate di campionato, riportandosi a -2 distanze. Andiamo a vedere con Stefano risultati e classifiche dell'ultimo turno. Eccolo qui, grazie Stefano. Virtus Castelfranco Alfonsine 6-2 di goleada, Calcio Cotignola Castrocaro 1-2, Giovane Cattolica Fioriccione 0-2, Diegaro Marignanese 1-1, Granamica Massalombarda 2-0, Copparese Medicina 5-0, Faenza Progresso 0-0, Corticella Sant'Agostino 1-2, Argentana Sampa Imola 0-2. Classifica dopo l'ultimo turno, la Fonsine al comando, +2 questa volta su Castelfranco, 51 contro 49, Progresso 40, Copparese
Marignanese 39, Castrocaro 38, Sant'Agostino 35, Granamica 30, Argentana 29, Fiariccione 28, Giovane Cattolica Faenza 26, Diegaro 25, insieme a San Paimola a Medicina, Corticella 24, Massa Lombarda 22, Calcio Cotignola 14 punti. Ebbene, io direi che è arrivato il momento di andarsi a vedere questo big match di fronte prima della classe contro seconda in classifica, ovvero Alfonsine Virtus Castelfranco. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. 1-0 il secondo consecutivo che fa male alla Virtus Castelfranco, specie se ottenuto nella settimana in cui la domenica prima si pareggia col medesimo risultato a Medicina, se durante la settimana si perde la Coppa con la Bagnolese e se si pareggia nuovamente a reti bianche con la Marignanese. La squadra di Lilli piuttosto non segna da 4 gare, non ha ottenuto ancora una vittoria in questo 2019. La classifica si muove a piccoli passi, ma va bene così. La gara non riserva emozioni da brividi, padroni di casa avanti da questo corner con la battuta di Cozzolino fuori misura. La Marignanese replica con l'apertura in orizzontale a cercare dalla parte opposta Generali, qui il tiro viene bloccato da Gibertini e quando in contropiede Donati non agguanta quello che nel calcio si chiama pallone, Gibertini tira un sospiro di sollievo, anche se ad imitarlo è il collega Azzolini quando Cozzolino sotto misura manca l'appuntamento con il gol. La Marignanese tiene il campo perfettamente, Santoni di testa prova ad indirizzare il pallone laddove esiste una porta ma nulla da fare e quando Cozzolino replica provando a prendere la mira, Azzolini capisce che può passare un pomeriggio tranquillo. Nella ripresa si accendono le luci ma non certamente il gioco, l'unico brivido in una situazione spettrale dopo il primo quarto d'ora è questo tiro cross della Marignanese, poi qualcosa si accende nei padroni di casa, Osale non costa nulla, da calcio piazzato Azzolini risponde presente, mentre Ossawan si dimostra un vero asso, tiro a cross sventato in corner, ancora lui protagonista, servito da Sissé, penetra in area di rigore e si guadagna la pagnotta chiamata rigore, peccato che dagli 11 metri si presenti il compagno Sissé, rigore alle stelle. La Marignanese risponde di getto, ma Ossawan anche in difesa non scherza, poi dalla distanza a provarci il compagno Caser, pallone fuori, ma quando sembra tutto fatto per il possibile 1-0, su questo traversone sotto misura viene toccato il pallone con Azzolini che si salva distinto, con il portiere ancora protagonista su questo colpo di testa di Ferrari, ribattuto successivamente in rete ma per il guardalinee di destra trattasi di fuorigioco. 0-0 e un punto per parte. Sì, correggiamo il servizio che è andato in onda quello della scorsa settimana, appena riusciamo a recuperarlo Stefano fammi segno della regia, altrimenti vado avanti per commentare la giornata con Giacomo. Mi date l'ok? Ok, qualche secondo. Giacomo, allora 6-2, addirittura la capolista davvero perde così tanto, seconda partita sbagliata di questa stagione dopo quella di Riccione. È vero, è la seconda partita sbagliata, però è una sconfitta molto pesante, soprattutto per il risultato, ma soprattutto per il gioco, perché prendere 6 gol, essere la capolista, prendere 6 gol dalla seconda, dà anche coraggio alla seconda, quindi adesso bisogna vedere come viene digerita questa sconfitta, domenica si avrà subito il resoconto. Ebbene, ce l'abbiamo pronta allora Stefano? Ancora un attimo. Per quanto riguarda il derby, Bobo, la Cattolica che perde contro la Fiariccione, è una situazione un po' così a Cattolica in questo momento. Beh, non conosco molto bene diciamo, la situazione di Cattolica come quella di Riccione, soltanto è stato un derby molto sentito, molto importante per i 3 punti che ha preso il Riccione. Certo che sono 2 squadre che potevano avere dall'inizio un obiettivo diverso nel campionato. Oggi come oggi si stanno affrontando per una situazione per uscire fuori entrambi dai play-out. Ebbene, sì, è così. Per quanto riguarda invece Giacomo, so che volevi aggiungere qualcosa, prego. Sì, 2 aneddoti. È stato esonerato il mister del Massa dopo la sconfitta 2-0 con il Granamica. Ieri un fatto curioso, il Castrocaro è sceso in campo dopo che il venerdì il mister del Castrocaro aveva dato le dimissioni per delle divergenze con la società in base alla formazione da schierare, visto il periodo ormai quasi tranquillo della squadra, magari la società avrebbe gradito una formazione più propensa per costruire il futuro, invece il mister non era di quelle vedute, ha dato le dimissioni. Il venerdì sera, il sabato è rientrato Zanzani che era rientrato a Castrocaro, senza allenamento è riuscito a vincere fuori casa 2-1 schierando 5 giovani, quindi
è un aneddoto abbastanza curioso. Eh sì, hai fatto bene a dirlo. Allora, vi dico che è pronto, ci scusiamo con i nostri spettatori a casa, andiamo a vedere finalmente il servizio corretto, quello tra Alfonsine e Castelfranco. C'è una possibilità per riaprire il campionato. Il Castelfranco, dopo aver steccato le ultime gare con sconfitta anche a Castrocaro nell'ultimo turno, deve vincere per riaprire il campionato. L'ostacolo si chiama Alfonsine, la prima della classe. Detto e fatto. Il primo acuto è a cura di Tardini, che scalda così Guantoni Lusa sulla ribattuta Sissé e Corti in posizione di offside. La gara si sblocca quando Ricci precipita in aria su Cozzolino. Per il direttore di gara trattasi di penalty. Dagli 11 metri Martina, seppur il suo tiro sia centrale, non sbaglia. Sempre Martina sugli scudi, allarga per Sissé, la cui conclusione risulta troppo precipitosa. Lo stesso Martina chiama Lusa l'intervento da calcio piazzato. Il numero 10 continua ad essere il leader indiscusso della gara, assoluto protagonista. La sua discesa meriterebbe miglior sorte, ma il gol per il talentoso giocatore nell'area arriva con questo tiro angolato scaricato alla sinistra di Lusa, raccogliendo infine l'abbraccio anche di tutta la panchina. Siamo sul 2-0. L'Alfonsine non perviene in partita. Cozzolino fa capire a Lusa che il pomeriggio sarà tutt'altro che inoperoso, ma quando Tardini allarga, per manco a dirlo Martina, la frittata per l'estremo ospite è fatta 3-0 e Virtus da applausi. Fine del primo tempo. Ad inizio ripresa, nel primo e vero tentativo concesso, il pallone si alza malamente, scaturendo a Tavolieri l'opportunità per trafiggere Gibertini, riaprendo parzialmente i giochi. Alfonsine è nuovamente pericoloso con questo calcio piazzato battuto da Innocenti, con Tavolieri che di testa mette alto. Da schema su punizione qui Martina sbaglia la mira ed è quasi una notizia questa. Gli ospiti sono in difficoltà, Assouan sfiora la marcatura con questo a sorta di tiro cross, mentre lo stesso numero 11 è autore del cross vincente che porta al poker firmato dal solito Martina. C'è spazio anche per Sissé, che in spaccata è bravo nell'anticipo sull'avversario ma non fortunato nell'inquadrare il bersaglio. Pressione che prosegue, Cozzolino chiama Lusa alla presa a terra, ma poco dopo Sissé con un controllo fantastico e il bel tentio della domenica, beffando Lusa molto avanti rispetto alla posizione tra i pali. Siamo sul 5-1. Lo scambio Sissé-Assouan porta al grande intervento di piede di Lusa, che tiene imbattuta almeno in questo caso la propria porta, mentre Gibertini si vede impegnato poco dopo nel raccogliere un pallone innocuo colpito di testa prima che Tavolieri, servito perfettamente da Salamone, lo trafigga per la seconda volta. Ma chi pensava che la festa fosse giunta al termine non aveva fatto i conti con l'attacco locale. Altro penalty guadagnato, e questa volta a mettere la parola alla fine ci pensa direttamente agli 11 metri neoentrato Mazzoni per il 6-2 finale. Detto e fatto, campionato riaperto. Campionato riaperto. Allora, andiamo a leggere anche qualche messaggio da casa. Grande Bobo, te lo ricordi Diego Rossi? Ci chiedono da casa. Sì, sicuramente sì, me lo ricordo bene. Invece per quanto riguarda Mattia Alessandrini ci chiedono, oltre a svolgere il ruolo di centrocampista, puoi giocare anche da terzino, ce lo confermi? Sì, ho giocato anche terzino e posso giocare anche terzino, volendo. Allora, caro Giacomo, andiamo a vedere anche il prossimo turno d'eccellenza, perché come ricordavi tu a telecamere spente prima, anzi mentre guardavamo il servizio, ci sono due match particolari. Allora, Fioriccione Argentana, Calcio Cotignola Copparese, Medicina Fossatone Corticella, Castrocaro Diegaro, Sant'Agostino Faenza, Alfonsine, Giovane Cattolica, Marignanese, Gran Amica, Massa Lombarda, San Paimola, Progresso Castelfranco. Sì, Progresso Castelfranco è il big match visto la classifica, ma per me una delle più delicate è Alfonsine Giovane Cattolica, ma per entrambe molto delicate. L'Alfonsine deve reagire subito dopo questa sonora sconfitta e la Giovane Cattolica non può fallire. Sì, ci scrivono anche già da casa messaggi per quanto riguarda il Rimini Calcio, vi ricordo 20:45 saremo sempre qui in diretta con Sport Up, tra poco. Diamo spazio al calcio locale adesso. Carlo Stefano, ci spostiamo in promozione romagnola, girone D per l'esattezza, con risultati e classifiche grazie anche al tuo contributo. Igea Marina del Duca Ribelle 2-0, vedremo tra poco il contributo filmato, Frattaterme Civitella 3-2, Ronco del Wise Reno 4-1, Pietracuta Russi 1-2, Stella San Pietro in Vincoli sospesa, tra poco ne parleremo con il nostro Giacomo, Cervia San Pierana 2-0, Morciano Torconca 0-1, Gambettola Tropical Coriano 0-1, Football Cava Vis Misano 1-0, tanti 1-0 avete visto in questa giornata di campionato. Andiamo a vedere la classifica, caro Stefano. Ronco del Wise al comando 62, del Duca 55, Tropical Coriano, Cervia 43 punti, Reno 39, San Pierana 36, Vis Misano 35, Russi 34, Frattaterme 27, Stella San Pietro in Vincoli 26 insieme a Gambettoli Igea Marina, Torconca, Football Cava, Pietracuta 25, Civitella 12, Morciano 9. Campionato apertissimo sia per la lotta per quanto riguarda
terzo, quarto, quinto posto, diciamo la zona playoff, sia per quanto riguarda la zona play-out. Allora, caro Giacomo, cosa è successo ieri in Stella San Pietro? Un brutto episodio purtroppo, un brutto episodio che vede protagonista un giocatore della Stella, Mussoni, che conosciamo e per questo mi è molto difficile capire proprio tutta la dinamica e cosa è successo, cosa è scattato. All'82esimo, quando ha ricevuto la seconda munizione, quindi l'espulsione, ha avuto una bruttissima reazione con l'arbitro, aggredendolo, quindi cercando prima di togliere il cartellino, e poi sembra che abbia sferrato un calcio. Adesso le immagini io non le ho viste, riporto quello che ho sentito dire e ho letto, e quindi la partita è stata sospesa all'82esimo, tra parentesi vinceva già il San Pietro Vincoli 1-0, adesso bisognerà vedere cosa avviene, il giudice sportivo cosa decide, probabilmente la partita sarà persa a tavolino, però è un brutto episodio. Gianluca, Mattia, non avete mai fatto cose del genere, vero voi due? No, con l'arbitro... Io al momento no. No, scherzo, no. No, quindi Bobo, tu a Baldisseri magari un calcio nel sedere gli hai dato al nostro Lorenzo Baldisseri. Però davvero una brutta reazione. Conosciamo i dirigenti della Stella che anche ieri sono stati contattati dalla redazione di Alta Rimini, sappiamo appunto la bontà anche del ragazzo in questione che ha chiesto subito scusa, lo riportiamo anche per quanto riguarda la televisione, che ci sono appunto gli stessi compagni che guardano le immagini, però è stato un episodio non bello da vedersi, giustamente degno di cronaca, come ricordava il nostro Giacomo Alpini. Allora, torniamo a parlare di calcio giocato. Io direi, caro Stefano, correggimi se sbaglio, partirei con la partita che riguarda da vicino il nostro Mattia, quella inerente al Bindi di Pietracuta, tra Pietracuta e Russi, una partita che ha visto appunto i rossoblù perdere per 2-1 e tanti episodi da moviola, come del resto commentavamo prima con Mattia. Anche all'andata ci fu uno 0-0, ma fece molto discutere quel pareggio, soprattutto per i colori rosso-blu. Direi di andarci a vedere questo contributo filmato. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Albini di Pietracuta, punti preziosi in paio per Russia alla ricerca della zona playoff, mentre Pietracuta quelli che vorrebbero dire salvezza. Di sicuro ogni qualvolta queste due squadre si affrontano, vedendo anche la gara di andata terminata in parità con diverse recrimini ospiti, sono gli episodi a farla da padrona, e non a caso l'inizio vede subito protagonista la formazione rosso-blu di casa, che manda Tomasini in porta, che viene fermato così a sandwich tra Rava e Temporin. Il replay appunto ci mostra l'inserimento da parte del numero 11 chiuso dai due difensori del Russi. La risposta ospite non si fa attendere, Filippi da posizione defilata chiama l'intervento sul proprio palo Leardini, che spedisce in angolo. Nuove proteste rossoblù con questa penetrazione in area avversa sempre di Tomassini, con Temporin che controlla la situazione, il piede del difensore sbatte contro quello di Tomassini che si lascia andare facilmente, forse anche per questo il direttore di gara non sancisce il penalty che il rossoblù vorrebbe, a patto che il contatto ci sia, ma nel dolore Pietracuta si fa male da solo, Pavani di testa rischia l'autogol, Leardini è costretto ad allungarsi, poi la difesa chiude in corner. Russi che si proietta nuovamente in avanti, Sau mette al centro, Lombardi deposita tra i guanti di Leardini il pallone del possibile 1-0. Il Pietracuta ribatte con questa incursione di Fabri con la sfera che termina al lato. Ma si arriva alle cose serie, punizione di Lombardi, Leardini non trattiene solo sotto misura, infine all'estremo di casa, non è solo da colpi in questo caso, 1-0 e felicità dei Falchetti, giustificato dato anche l'agonismo espresso fino ad allora in campo. Nel finale di primo tempo brutto scontro tra Mularuri e Consalvo, ginocchio contro ginocchio, ma l'entrata è dura e scomposta. Questo porta alla revisione con consulto finale del direttore di gara con il proprio assistente, che decretano l'allontanamento dal terreno di gioco del giocatore Consalvo.
Il gioco riprende, altro episodio dubbio, Casadio raccoglie il pallone al di fuori della propria area di rigore e viene così ammonito. Della conseguente punizione se ne incarica Bomber Fratti, ma la giornata per lui è di quelle non certamente memorabili. Non a caso anche ad inizio ripresa Tosi apre per Tazibayev, il russo mette al centro, girata in area di Fratti, ma Casadio sulla propria strada è pronto a negargli la gioia della marcatura. In contropiede i russi ringrazia il proprio portiere così, Sov lancia Lombardi che a tu per tu con Leardini lo infila trovando il raddoppio. 2-0 e via l'inchino sotto la sua curva. Pietracuta in questo caso pietrificato, ma la squadra di Fregnani ha il merito di non scomporsi, anzi Tazibayev in velocità entra in area di rigore venendo steso da Rava, conseguente ammonizione del numero 2. Lo stesso Tazibayev dagli 11 metri non sbaglia, 1-2 e giochi riaperti. In velocità Filippi viene servito, l'esterno stoppa la sfera, poi tenta un tiro a giro fuori di pochissimo. Qui il tris è davvero roba di centimetri. In contropiede il Russi si dimostra maestro, disceso imprendibile sulla destra, traversone al centro, volée di Sov, Leardini a guardare ma la sfera è fuori dal bersaglio. Allontanato a fine gara per protesta anche il vice allenatore dei russi che oggi sostituiva lo squalificato Candeloro. La gara termina con quest'ultimo assalto di Pietracuta con Casadio che blocca il pallone nella propria area di rigore. Speranze e rimonte che svaniscono qui col Pietracuta che vede scavalcarsi in classifica dall'Igea Marina, ma che da stasera vede anche la Stella come squadra di riferimento da superare in classifica e giocarsi fino alla fine una salvezza che, vedendo i tanti infortuni accorsi in stagione, i tanti episodi contro, una gita a San Giovanni Rotondo da Padre Pio sarebbe consigliata. A Fregnani la cura del risveglio. Mettiamo in studio Mattia di vedere questi episodi un po'. Qualcosina. Il primo sembrava esserci. Il primo, a vedere le immagini, ti dico che sembra rigore, il primo. Chiuso a sandwich. Da difensore Gianluca come lo valuti? Un intervento un po' scomposto. Ecco, e il secondo quando Tomassini ci lascia andare forse facilmente in area di rigore? Secondo, dal vero sembrava più rigore, vedere le immagini forse sì. Anche lì ha rischiato qualcosa Gianluca, il difensore? E sicuramente magari doveva temporeggiare un po' di più. Esatto. Però poteva anche non darlo l'arbitro, secondo me, quel rigore lì. Invece l'uscita di Casadio che prende il pallone al di fuori dell'area di rigore, se non erro, dal regolamento dovrebbe essere espulsione, con il portiere che lo prende fuori. Secondo me il regolamento dice che il portiere fuori dall'area è espulsione, poi dopo si vede che, non so se è cambiata nell'ultimo, però comunque non credo. avete giocato contro una signora squadra, lì davanti c'è Sov, Filippi, giocatori sicuramente di alta categoria, no? Loro hanno un bel attacco, però noi potevamo fare, secondo me, qualcosina in più sotto il livello mentale, diciamo. E ieri i risultati non sono stati dalla vostra parte, perché vedendo anche la vittoria dell'Igea... Ci sono passate molte squadre avanti e adesso siamo lì, però con poco si riesce a tornare vicino alla 10ª posizione in poco. Infatti molto corta la classifica, molto corta, addirittura noni si potrebbe 8 squadre in 2 punti mi sembra che ci siano. Vedendo come avete finito anche i gironi d'andata più della sosta di Natale, direi che la classifica è decisamente meglio, no? Sì, nel girone di ritorno abbiamo fatto qualche punto in più rispetto all'andata nelle prime 6 giornate e adesso cercheremo di darci dentro tutto, come abbiamo sempre fatto. Anche se no il vostro direttore sportivo mena, Sandro è un bel personaggio. Va bene, adesso io ti devo dare un dolore perché parlavamo appunto di zona play-out e i vostri concorrenti per la salvezza hanno ottenuto una grande vittoria contro la seconda della classe del Duca Ribelle. Andiamo a vederci Igea del Duca Ribelle. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Punti che valgono doppio per l'Igea Marina che all'Igea Stadium batte con risultato all'ingresso la seconda della classe del Duca Ribelle alle prese con diversi titolari che si accomodano in panchina a causa noie muscolari, ma va dato atto che l'Igea Marina è tutt'altra squadra rispetto al girone d'andata, specie tra le mura amiche, prova di grande carattere e testa alta fin dalle prime battute per la squadra di Andrea Gavagnin, direzione di gara affidata a Barbolini di Modena che ho adiuvato da Topo e Medri della sezione di Cesena. Si parte con un bacio regalato in tribuna da una super tifosa, quasi a dire che la partita sarà bella e avvincente. L'Igea
Marina che cerca punti salvezza per tirarsi fuori dalla zona rossa. Il Del Duca Ribelle, consapevole della forza del Ronco, cerca di rimanere in scia fino alla fine. Inizio subito con polemica. Della Rosa entra in maniera scomposta su Zoffoli, si sente l'urlo da parte del difensore, i tifosi del Duca vorrebbero che il pallone fosse gettato fuori, ma i protagonisti in campo non la pensano alla stessa maniera. Allora viene fuori che in uno scambio di cortesie, la butto fuori io, la butti fuori tu, l'azione prosegue con Ligia Marina che arriva in area avversaria. A Bellavista serve Venturi, appoggio di prima intenzione del numero 6 per la corrente Mima, che in girata non tradisce l'appuntamento con il gol. Il Del Duca Ribelle ha la forza di rispondere nell'immediato, il tiro di Petricelli viene smorzato in corsa sopra la traversa dal compagno Nisi. E ancora Ligia ad andare vicino al raddoppio, Pirini pesca Bellavista che viene colto in posizione di offside, nulla da fare. La punizione Zitarkuc viene anticipato, il pallone carambola sul piede caldo di Petricelli, tiro che termina sui cartelloni pubblicitari. Ligia risponde direttamente dall'angolo battuto da Bellavista, Brigidi con il pallone dall'altra parte, tacco delizioso per la botta di prima intenzione di Loi, pallone sul fondo. Zitarkuc, servito dal compagno, si muove egregiamente, ma il suo tentativo viene svettato in corner dalla retroguardia di casa. In chiusura di tempo è Teodorani a combinare la grossa, rinvia Sbilenco con il pallone recuperato dai giocatori del Ligia Marina che azionano l'arma del contropiede del volare in porta. E nella settimana di Sanremo, appena conclusasi, è i Brighi che, gettando in rete il pallone del 2-0, si esibisce recitando il testo di Domenico Modugno con riferimento alla canzone Volare. I ragazzi di Montanari non mollano, lo scambio tra Zoffoli e Candoli, di nuovo Zoffoli porta al traversone per la giocata di Gazzoni, pallone fuori misura. Finale di tempo con due conclusioni cercate verso lo specchio della porta d'opera di Nisi, una termina alta, l'altra reca più di un brivido all'attento Berardi, solo esterno della rete per lui, mentre al primo minuto di recupero Brighi inventa per Mema che manca la deviazione vincente sotto misura, quadra riposo sul 2-0. Ripresa ad alta intensità, punizione per il Del Duca Ribelle, Forti insegue il pallone scaricandolo nei piedi di Mazzarini, anche in questo caso mira da registrare. Va vicinissimo invece di aprire i giochi Zitarkuc che si lamenta per una strattonata, ma l'arbitro fa segno di proseguire, mentre dall'altra parte il folletto Bellavista scaraventa la sfera tra i guantoni di Teodorani. Proteste ospiti che proseguono quando il neoentrato Dumitri serve dalla parte opposta a Zoffoli che viene fermato così da Della Rosa. Si prosegue anche in questo caso. Da calcio piazzato Mazzarini pennella per Nisi, Berardi sventa a suo modo. Pirini invece prova l'effetto sorpresa da calcio piazzato, il suo assist viene raccolto dal compagno con conclusione centrale. Poco dopo il contropiede di Bellavista viene sprecato così dal compagno, mandando su tutte le furie il folletto in maglia numero 7. Mazzarini invece continua a spingere, Zoffoli risponde presente, pallone sporcato e Nisi inventa l'acrobazia che fa gridare al gol, pallone anche in questo caso fuori. È la volta di Dumitru che recupera la sfera, serve Nisi che sul più bello viene murato dal difensore avversario con comoda presa per Berardi. Nel finale vengono allontanati anzitempo dal terreno di gioco dopo una scaramuccia nei pressi del fallo laterale, sia Ricci da una parte che Tiranti dall'altra, con la gara che non riserverà più nessuna emozione. Al fischio finale Ligia Marina 2, Del Duca Ribelle 0. Vittoria che visti il risultato odierni per Ligia Marina vale doppio, per il Del Duca Ribelle secondo stop in questo 2019, ma per Montanari un'amara consolazione, la sua squadra non smette mai di giocare nonostante il doppio svantaggio. In questo caso, Bobo, in Italia da qualche anno si applica sempre questa maledetta regola, non c'è più una partita diciamo spettacolare perché ogni qualvolta un giocatore va a terra bisogna per forza di cosa buttare fuori il pallone. In questo caso qui, quando hai visto appunto che c'era stato il fallo, l'arbitro non l'ha sanzionato, i giocatori dell'Igea hanno continuato a proseguire, come l'hai vista tu? Una cosa giusta, non giusta? Ci sono dinamiche a livello di infortunio, testa e testa, va subito fermato il gioco, ma a livello di contrasto, a livello di fallo, la squadra può tranquillamente continuare l'azione, se no per ogni tipo di contrasto tecnico che tu vai a affrontare devi fermare 20 minuti il gioco. L'episodio invece testa a testa, quello subito va fermato. Subito, esatto. Cioè, una brutta abitudine comunque in Italia. Sì, però bisogna precisare che lì non è che è stato i giocatori dell'Igea che sono andati avanti, cioè i giocatori del Duca hanno dato indietro il pallone e poi l'hanno perso, quindi se volevano fermare il gioco l'avrebbero potuto fare direttamente loro buttando la palla fuori, invece hanno proseguito e dopo hanno perso il pallone. Nella ripartenza, quando dai il pallone soprattutto a folletto Bellavista sono... lì dopo è difficile da fermare. Bellavista è un gran bel giocatore veramente. Senti, andiamo a vedere il prossimo turno così facciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi ci spostiamo in prima categoria con il nostro Gianluca. Questi sono dunque le partite del prossimo turno, ce ne sono anche parecchie interessanti, caro Giacomo, dopo mi dirai dove sarai tu protagonista. Vis Misano Cervia, Pratta Terme Football Cava, Civitella Gambettola, Reno Ligia Marina, Del Duca Ribelle Morciano, Torconca, Pietracuta, San Pierana, Ronco e del Wise, San Pietro in Vincoli Russi, Tropical Coriano Stella.
Torconca, Pietracuta per la zona bassa della classifica, ma Sampierana, Ronco è anche un altro bel match. Sì. Sampierana è sempre molto difficile, poi soprattutto a San Piero è molto difficile giocare. Ebbene, allora, caro Stefano, noi ci fermiamo per 2 minuti dando la linea alla pubblicità, poi rientriamo prima categoria e concludiamo ovviamente con la promozione marchigiana. Pubblicità. E non mi ha fatto... Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Adriatica Funghi, leader in Italia nella produzione e distribuzione di funghi coltivati. La qualità dei suoi champignon viene garantita attraverso la certificazione di produzione integrata e il controllo di tutte le fasi della filiera, per garantire la qualità e la genuinità che solo Adriatica Funghi sa portare sulle tavole delle nostre case e nelle migliori pizzerie e ristoranti. Adriatica Funghi, primi in Italia nella certificazione di produzione integrata di champignon. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario, Extra Eco. L'olio buono è di Casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Olio Pasquinoni, 50 anni di salute e qualità italiana. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online, il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici, i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti, i primi a pubblicare la carriera degli atleti, i primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo, i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto.
Entriamo adesso in studio, ovviamente andiamo a parlare adesso di prima categoria girone H con Gianluca, che avevamo già anticipato qualcosa prima con la sconfitta del Soverucchio contro il Sala. Allora Stefano, andiamo a vedere i risultati e classifiche dell'ultimo turno, così ci rendiamo un po' conto di quello che è successo, perché è cambiato anche la capolista di questo girone. Gatteo Attavalconca 0-0, Real San Clemente Athletic Poggio 0-1, Savio Calcio Bacchia Cesenatico 1-2, Riccione Bellaria Giamarina 4-1, vedremo tra poco il contributo filmato, Granata Riva Azzurra Miramare 2-1, Roncofreddo Santermete 1-3, Polisportiva Sala Verrucchio 2-0, Mondaino Vis Nova Feltria 1-1. Anche di questa partita avremo tra poco il contributo filmato. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Sala al comando il Granata, quota 37 punti, segue il Verrucchio a 35, Riccione 33, Nova Feltria 32 insieme alla Polisportiva Sala, Gatteo 31, sono tutte lì, come potete vedere. Gatteo 31, Roncofreddo 29, Mondaino 26, Athletic Poggio 25, Santermete 24, Savio Calcio 22, Bacchia 20, Alta Valconca 19, Bellaria e Riva Azzurra Miramare 18 punti, il Real San Clemente 15 punti. Gianluca, campionato molto equilibrato, abbiamo visto che dalla prima alla settima tutti hanno possibilità di vincerlo. Certo. Voi vi aspettavate di essere così forti a questo punto della stagione? Sinceramente, dai, lo puoi dire? Ma personalmente io, guardando il nostro girone d'andata e vivendolo anche sia negli allenamenti che alla domenica, penso che abbiamo fatto bene, perché abbiamo fatto 30 punti al girone d'andata, però secondo me abbiamo lasciato qualche punto per strada. E al girone di ritorno adesso stiamo facendo, fino alla domenica scorsa avevamo fatto gli stessi punti, lo stesso cammino. Adesso purtroppo siamo in negativo, diciamo, rispetto al girone d'andata, quindi ho qualcosa da recriminarmi, nel senso potevamo far meglio. Da protagonista in campo, vedendo anche le nuove realtà rispetto all'ultima stagione in questa prima categoria, Sala, Roncofreddo, Mondaino, chi ti ha sorpreso di più? Il Sala sia all'andata che al ritorno, perché all'andata abbiamo fatto 0-0 e al ritorno abbiamo perso 2-0, quindi non siamo riusciti a fargli gol. Quindi mi ha proprio impressionato, perché è una neopromossa, ma proprio a livello di gioco, a qualità di gioco e a intensità di gioco mi sono piaciuti molto. Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Siete più tranquilli quando giocate, a parte qualche giocatore che il mercato lo fanno tutte? Certo, ma io, questo è il quarto anno che sono qua a Verrucchio, quindi sono partito col mio ex allenatore Giordano Cinquetti e sono arrivato all'allenatore attuale Davide Nicolini, e nel corso degli anni abbiamo sempre avuto, parlo di gruppo di giocatori e di società e di allenatori, sempre un cammino costante e di impegno e di serietà. Purtroppo ci sono degli anni che i risultati, aiutati anche dalla fortuna, arrivano e altri purtroppo no, però a livello di impegno e di serietà non è mai mancato niente in questi anni. Bella questa risposta, mi è piaciuta, complimenti Gianluca. Adesso andiamo a vedere il primo contributo filmato per quanto riguarda questa prima categoria girone H, la sfida che vedeva da vicino Mondaino, opporsi Mondaino e Nova Feltria. A Mondaino si affrontano due squadre con umore diverso. I Nova Feltria volano nei piani alti di classifica, la rincorsa di Mondaino invece si è stoppata in avvio di 2019. Sfida anche tra due delle tifoserie più calde dell'intero girone, ma anche tra bomber protagonisti del torneo, Muratori da una parte e Croseta dall'altra, anche se oggi assente, ma ci penserà Pagnini a non farlo rimpiangere. La partita regala subito un'emozione, dalla destra Balducci pennella per la volée di Muratori che coglie il legno superiore della porta difesa da Gabellini. Lo stesso Muratori da fuori area in acrobazia tenta come all'andata l'Eurogol, Gabellini non si fa sorprendere. È la volta di Stefanelli che di forza vince un contrasto, mette al centro ma Gabellini in tuffo evita pericoli maggiori ai suoi. In Mondaino si vede finalmente con la grande incursione di Federici sventata in corner da Semprini. Muratori dalla parte opposta sceglie alla classe la potenza, da calcio piazzato alza la mira. Invece la punizione di Baffioni chiama al tuffo copertina l'attento Semprini che si rifugia in corner. Conclusioni da calcio piazzato che proseguono, qui Muratori mette al lato. La ripresa inizia con lo stesso trend di chiusura di prima frazione e la punizione di Muratori viene bloccata a terra da Gabellini, ma la partita si sblocca al 55esimo. Stefanelli di forza va via l'avversario, finendo a terra in area di rigore, steso in questo caso da Sanchini. Proprio i difensori in maglia arancione protesterà, ma il direttore ha scelto per il calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Muratori che non sbaglia, 11esima perla in stagione per lui.
ma il Mondaino pareggia 4 minuti più tardi. Girometti pennella direttamente a calcio piazzato per Pagnini, che lasciato colpevolmente solo da posizione defilata beffa Semprini trovando il pari. 1-1 e ristabilita la parità in campo. Nuova Fertia che vuole assolutamente i 3 punti. Gori scodella per la testa di Stefanelli, Gabellini respinge a suo modo. Gialloblu ospiti che insistono, qui è Balducci a far gridare a gol i tifosi accorsi a Mondaino, pallone all'atto di un nulla. L'occasionissima capita nell'extra time. Stefanelli delizia il palato sopraffino dei rumorosi tifosi ospiti, lanciando Muratori che a tu per tu con Gabellini si divora i gol del possibile sorpasso. Le emozioni terminano qui. Il Nuova Fertia risucchia un punto all'ex capolista Verrucchio. Ora la vetta è a -5, occupata in questo caso dal Granata. Mondaino che torna a far punti muovendo la propria classifica. Sei d'accordo che vedendo le immagini, Bobo, tu che hai allenato da quelle parti, una partita così Nuova Fertia la doveva vincere? Sì, non è mai facile, diciamo, non è mai facile, però penso che in questo momento la squadra che secondo me ha più possibilità di vincere il campionato di prima categoria può essere Riccione in questo caso. Sì, giocatori molto talentuosi, vero? Esperti, per cui adesso ogni partita diventa importante. Riccione ha le capacità secondo me di vincere questo campionato, poi dopo mica sempre il migliore, però è la squadra più esperta, diciamo, a livello di giocatori, di lettura, queste cose qua. È vero quello che dici, infatti adesso mi dai un bell'assist perché ti faccio vedere proprio in azione i giocatori del Riccione, purtroppo contro il malcapitato Bellaria, ieri riprendeva il nostro Giacomo Alpini. Andiamoci a vedere questo servizio tra Riccione e Bellaria. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. A Nicoletti di Riccione si affrontano 2 squadre che arrivano entrambe da una sconfitta. Fa male quella ricevuta una settimana prima dal Bellaria tra le mura amiche in uno scontro diretto per la salvezza con l'ultima della classe Real San Clemente. Fa meno male a Riccione la sconfitta esterna sul campo del Nuova Fertia. Riccionesi che però vogliono sfruttare l'occasione per salire nuovamente sul podio della classifica del torneo e l'inizio è ben augurante. Bolzonetti porta a spasso palla avversario, fendente fuori di un nulla. Ris di Assi in fase offensiva, Facchini protegge la sfera, appoggio per Cavoli che innesca a sua volta Tolomeo, conclusione bloccata da Mignani. Ma al primo verafondo il Bellaria passa, Fusi lancia in profondità Caporali che batte in uscita Colonna, classe 2000 schierato in porta quest'oggi per l'1-0 ospite, vantaggio un po' a sorpresa per quanto fatto vedere da Riccione fino a quel momento. Il presidente Morelli se la ride, appena arrivato allo stadio sale le scale quasi a dire che inizia, come si direbbe in Spagna, la remontada e la sua squadra lo segue a misura dall'angolo. Endao di testa centra il palo sulla ribattuta Tolomeo, calcia incredibilmente alto da 2 passi, ma il gol è solo rimandato di qualche minuto. La discesa sulla destra viene premiata con il perfetto acuto in area di rigore di mister Facchini. 1-1 e palla al centro. C'è solo una squadra in campo, Cavoli fa quel che vuole chiamando alla presa a terra Mignani. Lo stesso Cavoli apre per Tolomeo, finta contro finta, tiro angolato montante alla destra di Mignani. Schema che si ripete, bordata fuori area di Cavoli, palo alla destra di Mignani. Si uni da 2 passi, fa 2-1 compiendo il sorpasso tra i boato dei tifosi locali. Il tris è nell'area, Tolomeo calcia in corsa mettendo di poco al lato. Poi lo stesso numero 10 va a prendersi d'astuzia questo rigore, mette di corpo davanti al pallone col difensore costretto ad atterrarlo. Dagli 11 metri lo stesso Tolomeo sigla il 3-1 non tradendo l'appuntamento con la rete. Ultima occasione di prima fase di gioco con Facchini che lanciata a rete si divora il poker clamorosamente. Nella ripresa Cavoli innesca Tolomeo, il numero 10 entra in area di rigore venendo murato sul più bello, ma è lo stesso numero 10 a scaricare in fondo al sacco un pallone giunto dalla sinistra. 4-1 e fine dei giochi. Ora sì che anche lo speaker dello stadio, il bravo Gianmaria Rosati, può gridare al gol. Un effetto, un boato incredibile per quanto fatto vedere da Riccione al Nicoletti. Cavoli prova ad animare ancora la gara ubriacando di finti i propri avversari. Mignani si salva in corner. Tolomeo invece da calcio piazzato esegue un tiro a giro sporcato dalla bandiera. L'ultimo tentativo del Bellaria con De Cristoforo, ma non c'è davvero nulla da fare. Riccione devastante, a tratti indemoniato con un super Tolomeo e con un Cavoli che spinge a più non posso. Terzo posto nuovamente riconquistato e ora la vita si fa più interessante vedendo che si trova sole 4 lunghezze. Giacomo, ieri tu e Morelli avete scherzato, è arrivato il presidente, ti aveva detto in quel momento vincevate 1-0, rimontiamo, hanno vinto. Io non so se te eri lì, ma ha detto proprio quella frase. Comunque confermo quello che ha detto mister Gori.
il Riccione, visto ieri, soprattutto nel primo tempo, è una delle candidate seriamente a vincere il campionato. Sì. Anche se io ritengo che il Granata abbia un gran bel gioco e stia facendo un campionato eccezionale, però quello che ho visto ieri, il primo tempo del Riccione, è veramente impressionante. Senti, Santermete invece che vince su un campo difficilissimo contro il Roncofreddo, tra le sorprese e rivelazioni di questo torneo, vedendo la classifica in questo momento che è 10°, tu fossi Martino in persona, presidente della squadra, Martino fa un po' tutto, lì saresti arrabbiato per le tante chance perse? Stra-arrabbiato, anche perché a mio avviso il Santermete è una delle delusioni di questo campionato, è un organico che è vero che all'inizio probabilmente mancava di condizione atletica, ma a questo punto del campionato non può essere così altalenante e sbagliare così tante partite, soprattutto in casa. A mio avviso il Santermete ha una media più elevata in trasferta che in casa, quindi continua a cadere e perdere punti, ed è un peccato visto come aveva preparato la stagione il Presidente. Ricordiamo che l'anno scorso ha chiuso il mercato prima di tutti, prendendo i giocatori richiesti e mettendo a posto tutti i ruoli, quindi mi aspettavo veramente molto di più dal Santermete e penso che anche il Presidente Martino se la sarebbe aspettato molto di più. Andiamo a vedere il prossimo turno nel dettaglio con Stefano Papini. Grazie Stefano. Bellaregia Marina Roncofreddo, Bacchia Cesenatico Granata, complimenti anche al Granata che è capolista in questo momento del girone H romagnolo di prima categoria. Bis Nova Fete, Polisportiva Sala, Gatteo Mondaino, Riva Azzurra Miramare, Real San Clemente, Alta Valconca, Riccione, Verrucchio, Santermete, il derby dunque della Valmarecchia, Atletic Poggio, Savio Calcio. Questi sono tanti derby, Gianluca, quest'anno, per voi, Nova Feltria, appunto, Santermete, è bello anche per questo giocare in questo torneo. Poi Colonna è un altro derby contro di noi, Colonna, sapevo. E poi li abbiamo aiutati. Io non volevo dirlo, ma lo devo dire. Si devi mettere sempre i Bellaria. Quindi al ritorno ricordate di aiutare qualcun altro. Sì, sono più contento il suo mister di saperlo. Di non essere smemorati. Va bene, la famosa partita tramite giudice sportivo. Bravo Giacomo. Bene, andiamo a vedere adesso la promozione marchigiana, così concludiamo questa trasmissione con risultati e classifica. Santa Veneranda, Cantiano Calcio 2-3, Villa Mussone, Gabicce Gradara 1-0, si ferma dopo 5 risultati utili consecutivi la striscia positiva di Gabicce Gradara. Vigor Senigalli, Ilario Barbara Lorenzini 2-2, Anconitana Loreto 2-1, Osimo Stazione Mondolfo 1-1, Olimpia Marzocca Usimana 2-0, Filotranese Valfoglia 2-0, Laurentina Villa San Martino 1-2. Se poco ci manca, l'ancora davvero può stappare lo champagne perché ha acquisito, come vedete anche dalla classifica, tanto vantaggio sulla seconda Vigor Senigallia, Anconitana 56, Vigor Senigallia 45, Ilario Barbara Lorenzini 34, Filotranese 33, quinto Gabicce Gradara quota 32 insieme alla Valfoglia, Cantiano 29, Osimana 27, Osimo Stazione Mondolfo 25, Loreto 24, Olimpia Marzocca 21, Villa San Martino 18, Santa Veneranda 15, Villa Musone 12, Laurentina 10 punti. Rientriamo in studio perché andiamo a vedere un piccolo contributo filmato per quanto riguarda il punto di questa giornata nel dettaglio, 1 minuto e mezzo circa, poi rientriamo ai saluti finali. Il contributo filmato. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Nell'ultimo tour di promozione marchigiana, per l'esattezza la 20ª giornata, la Vigor Senigallia conosce un altro stop. Questa volta la seconda della classe viene bloccata in casa dall'Ilario Barbara Lorenzini. Carboni per gli ospiti, il suo rigore apre le marcature, il raddoppio che perviene per un'autorete di Cuomo. La Vigor ha il merito di rimanere in gara nonostante abbia il doppio svantaggio. Riapprende i giochi 5 minuti più tardi con Cinotti. Infine perviene al pareggio nella ripresa con Pesaresi 2-2 il finale. Ancona ringrazia, seppur con una partita non convincente, stappa lo champagne della quasi promozione liberandosi del Loreto. Ai dorici basta una doppietta di Zadula che rende vana la marcatura al 10° di Colombaretti. Punti pesanti anche per la Filotranese, ora quarta in classifica. All'inglese regola i Valfoglia con Dignani e Coppari.
Cade clamorosamente fuori casa il Gabice Gradara, serie positiva che si ferma a 5 alla penultima della classe. Villamusone basta i gol di Bonifazzi per continuare a sperare nella salvezza. Si impone in casa del Santa Veneranda il Cantiano, Bucefalo si regala una tripletta personale, questo basta e avanza al Cantiano per ottenere i 3 punti annullando le reti dei padroni di casa a cura di Coppa e Rossi. Pari invece tra Osimo Stazione e Mondolfo, alla rete ospite di Brocca risponde Martini direttamente dagli 11 metri. 2-0 dell'Olimpia Marzocca sull'Osimana, Bassotti e Moschini regolano l'avversario tra il 55esimo e il 75esimo della ripresa. Vince infine in casa della Laurentina il Villa San Martino. Baldini e Rossini danno i 3 punti agli ospiti con la Laurentina che va a bersaglio con Fontana. Ricordiamo che era squalificato anche Mirko Papini, che era stato espulso nell'ultima partita contro la Vigor Senigallia, ieri assenza non da poco in panchina, vedendo appunto come è andata a finire la partita contro la penultima della classe. Io direi, caro Stefano, andiamo a vedere il prossimo turno con la grafica. Grazie. Villa San Martino Anconitana, Mondolfo Vigor Senigallia, Loreto Filotranese, Osimana Laurentina, Ilario Barbara Lorenzini Olimpia Marzocca, Cantiano Osimo Stazione, Gabice Gradara Santa Veneranda, e quindi altro impegno contro una delle ultime della classe, terzultima esattamente in classifica per i Gabice Gradara, Valfoglia Villa Musone. Ebbene, siamo ai saluti finali. Voglio ringraziare l'opinionista che ritroveremo anche nella seconda parte, Giacomo Alpini. Ciao a tutti. Grazie al centrocampista e non terzino del Pietracuta Mattia Alessandrini. Un saluto a tutti. Lo diciamo anche per i tuoi fans che hanno scritto. La promessa, mister, è che vieni a trovarci a fine stagione quando parleremo di playoff e playout, così faremo una puntata di 1 ora e mezza e potrai parlare tantissimo, anche ci racconterai dell'avventura murata, giusto Babogori? Grazie. Promesso? Promesso. Promesso. E infine salutiamo lui. Da casa ci chiedono se ti puoi tagliare i capelli, qualche tuo amico, compagno di squadra mi ha chiesto di non dire il nome, Gianluca Colonna, difensore del Perucchio. Adesso ho fatto la barba e i capelli li facciamo scusa, prossimi giorni. Grazie. Va bene. Se vince il campionato. Se vince il campionato. Incrociamo le dita, E va bene, tra poco tutto su Rimini Calcio qui in Sport Up. Grazie e buona serata Daniele Emanuelli. Grazie a tutti.